Fake news e messaggi WhatsApp audio registrati da presunti esperti o operatori sanitari sollevano allarme e aumentano la paura nei cittadini. Ascoltiamo in proposito il professor Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione dell'Università di Messina, delegato alla comunicazione dell'Ateneo Peloritano. Non c'è alcun dubbio che nelle ultime ore la nostra vita è completamente cambiata. È cambiata perché sono cambiate le nostre abitudini, è cambiata perché dobbiamo stare più nei luoghi chiusi e soprattutto a casa, chi non ha necessità di spostarsi per lavorare. È cambiato il nostro modo di approcciare i social e quindi è un momento di doppia responsabilità. Una responsabilità nel muoversi, nello stare attenti a rispondere a tutti i consigli che ci sono stati dati dal governo e dalle autorità sanitarie, ma è anche un momento di grandissima responsabilità nell'uso dei social network e in particolare della messaggeria veloce. Continuare a far girare fake news, notizie che sono incontrollate, questo ha già generato le prime denunce per procurato allarme che continueranno. Il video di ragazze che frequentavano la movida in un momento in cui era opportuno stare a casa e che sono state anche deferite all'autorità giudiziaria, ma la conseguenza qual è? Quella di un ulteriore passo, l'offesa costante, l'odio sui social. Queste due ragazze hanno subito qualcosa di incredibile, così come abbiamo avuto il primo bullizzato, anzi la prima bullizzata nell'era del coronavirus, una ragazzina che era a casa in Toscana perché contaminata dal virus, in quarantena, è stata raggiunta da offese e da insulti di tutti i tipi e questo è il primo caso di cyberbullismo da coronavirus. Stiamo veramente esagerando, cerchiamo di essere responsabili non soltanto nella vita reale ma anche sui social, cerchiamo di utilizzare questi mezzi che sono eccezionali per essere più uniti, per gestire bene questa emergenza, per aiutarci e per farci anche compagnia.